Anche quest'anno a Favara si è celebrata la Via Crucis, un momento molto toccante per i cattolici che si sono radunati questa mattina in piazza Cavour dietro ai simulacri del Redentore con la croce addosso e di Maria Addolorata. Che sia una giornata, speriamo, veramente innanzitutto di intensità religiosa e di presa di coscienza di tutti i problemi che giorno per giorno assillano questo Paese. Che ognuno di noi cambi stile di vita per capire che per poter risorgere bisogna mettere insieme tutte le nostre forze e mettere insieme tutto il nostro desiderio di rivedere il nostro modo di vivere e i nostri stili di vita. Il corteo dei fedeli ha percorso le 14 stazioni di dolore e passione di Gesù, snodandosi tra piazza Cavour, via Battisti, via Margherita, piazza Mazzini, via Umberto, per giungere infine in piazza Capitano Vaccaro, dove la statua del Figlio di Dio è stata crocifissa nella nuova croce centrale del Calvario sotto lo sguardo addolorato della Madre. L'omelia è stata affidata a Don Diego Acquisto, parroco della chiesa San Vito. Capire che Dio nel suo DNA è misericordia, questo vuole che il Papa facciamo, e poi naturalmente vivere di conseguenza. E adesso è una giornata particolare quella che viviamo ora, il Venerdì Santo qui a Favara, a cui ci siamo preparati con diversi momenti. C'è stata la Via Crucis interparrocchiale abbastanza partecipata, abbiamo benedetto la nuova croce. Poi c'è stata la passione vivente, poi ci sono stati tanti momenti di solidarietà all'interno dei vari istituti scolastici, anche un grande momento di solidarietà preparato dalla confraternita che ha raccolto tanto materiale nei supermercati e qualche giorno fa decine di famiglie hanno ricevuto un qualche conforto in questo momento economicamente così difficile. Adesso sicuramente Favara si ritroverà come gli altri anni davanti al Calvario massicciamente a meditare sulla croce, sul messaggio che ci viene dalla croce. E fino a quando c'è questa partecipazione per Favara c'è speranza di futuro, perché la festa di Pasqua a cui ci prepariamo è una festa di speranza, di liberazione e di vita. Intanto per tutto il pomeriggio di oggi la visita dei fedeli verso la cosiddetta Cruci per dare un ultimo saluto al Signore crocifisso. Questa sera alle ore 21 processione dell'urna vuota da piazza Cavour al Calvario, dove è in programma l'omelia di Don Uriel Ortiz, poi la deposizione di Gesù dalla croce all'interno dell'urna e processione del Cristo morto, accompagnato dall'Addolorata per le vie della città con soste per il canto tradizionale Asi versate lacrime. Arrivati in piazza Cavour l'omelia dell'arciprete Don Giuseppe d'Oriente e a conclusione il tradizionale rito della Spartenza.